Amici bellini, ciao, ci vediamo da troppo tempo, un giorno è troppo, due sono pochi, e il mercato, perché non si parla d'altro, lo so che anche voi volete sentire parlare di mercato come se non avessimo una partita con l'Empoli da giocare, lo capisco, quindi parliamo di questi nomi perché non sono nomi nuovi, andiamo. Allora, bentornati, benvenuto Garfield Orange Cat, il famosissimo Catto, Alessandro Catto, no, il gatto arancione, insomma così, benvenuti, i miei eroi che si iscrivono ancora al canale, non capisco come fate, ma l'algoritmo è strano, quindi se voi lasciate like di cortesia, i video girano a prescindere. Nella giornata in cui ci è venuto a trovare Driss, ed è la cosa più secondo me emozionante, io solo a vederlo mi emoziono, sarà un problema mio, e non c'è stato l'incontro Driss-Kvara perché Kvara gastroenterite. Andiamo a vedere con un'analisi tattica, vedete che ci spostiamo e c'è questa bellissima foto. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio che io mi diverto a farvi vedere, perché questa è la foto che sta sul sito ufficiale, insomma, che sta girando, c'è sta la foto con Starace, tutta una serie di foto con il piccolo Ciro, però questa foto, la stessa foto, è stata postata sull'Instagram del Napoli, però con una piccola differenza. Non so se la riuscite a notare. Cerco di farlo proprio simile come grandezza. Ecco, più o meno ci siamo. Notate una piccola differenza? Cioè, perché gli sponsor o pagano o non compaiono sul... è anche giusto, figuriamoci, la Nike. Però nessuno si permette i diritti d'immagine e tutte le cose. Non puoi venire a fare pubblicità ai tuoi marchi, poi ti pagano e quindi sull'Instagram del Napoli sparisce la scritta, si fanno miracoli. L'attenzione ai dettagli, che io apprezzo. Se il Napoli avesse questa attenzione ai dettagli in tutte le cose, altro che Champions League. E la Champions League ieri è stata altrettanto emozionante. Nella partita d'andata mi è sembrato evidente dover dire chi pensava che il Barcellona più scarso degli ultimi 50 anni ce la giochiamo. La sconfitta col PSG non rende il Barcellona scarso. No, non cambia quella narrativa lì, perché il Barcellona, tu devi fare i conti con il Barcellona, ma dimostra ancora una volta che ADL l'intuizione l'aveva anche avuta con Luis Enrique, però Luis Enrique ti dice di no e ADL perde quell'occasione, perché come l'aveva avuta per Thiago Motta l'intuizione c'era, però poi ti ha detto di no e vabbè, ma tu passa avanti, presidente, guardiamo avanti, e invece no, l'occasione non l'ha persa di star zitto. Mi viene a prendere DL, subito mi ha denunciato. No, e dicevo, l'occasione di star zitti, perché se poi dice meno male che non l'abbiamo preso Luis Enrique, guarda che sta combinando, l'hai mandato, cioè hai mandato, veramente l'ho letto un tweet, un Twix, non l'ho inventata io sta cosa, però Thiago Motta l'hai mandati in Champions per direttissimo con una squadra che non ci doveva andare. Hai praticamente spinto con le tue parole il Paris Saint-Germain a battere il Barcellona e andare avanti in Champions League. È qualcosa di incredibile, veramente. ADL c'ha una potenza, non dire che con Luis Enrique faceva un bel campionato, ma tant'è, non è Luis Enrique l'allenatore del futuro e non sappiamo qual è. Oggi ovviamente ci sono le altre due partite di Champions League da guardare, poi ci sarebbe, io insisto, ci sarebbe da controllare come si comporta Pioli, perché la sorpresa è dietro l'angolo, ragazzi, tutti troppo convinti di certi nomi, Conte, Italiana, eccetera eccetera. Occhio a Pioli, e ragioniamo anche sul fatto che se poi Pioli diventa un nome è perché fallisce, allora ti devi prendere quello che fallisce dal Milan, che fa poi il passo indietro, perché in questo momento è un passo indietro il Napoli. Ragioniamoci nel frattempo, e ragioniamo sul fatto che Kvara non c'è. È bellino Ciro, che peccato che il nome gigante col numero più piccolo sembra maglia falsa, ma non è così, vedi?
se parli di maglie false arriva subito così. Bellissime le immagini di Driss dove arriva, dispensa sorrisi e serenità, e questo mi porta ad avere un buon presentimento per la partita con l'Empoli. Lo dico così, qua lo dico e qua lo nego. Probabilmente andiamo anche live, controllate il sito perché andiamo live pre e post questa volta, perché io non mi arrendo, non so voi, io non mi sono ancora arreso, il campionato non è finito e ho bisogno di vedere dei segnali da questa squadra, e quindi ancora con Lobotka, e sappiamo che Olivera personalizzato in campo, quindi si avvicina al ritorno in campo perché fa il personalizzato ma in campo e non in palestra. Kvara non si è allenato per una gastroenterite, terapie per contini, non ci sono notizie di Juan Jesus, quindi immaginiamo che sia recuperato e quindi possiamo già immaginare la formazione. Io però qua tenevo i contratti perché è chiaro che si vuole parlare di mercato, e questa è la situazione, e adesso facciamo comunque la formazione. È facile da immaginare, con Mazzocchi dirottato a sinistra al posto di Olivera ancora infortunato e Mario Rui squalificato. Juan Jesus potrebbe ritrovare la titolarità e là ti devi giocare Ostigard probabilmente al posto di Rachmani, anche lui squalificato, quindi un po' in emergenza con Juan Jesus che potrebbe recuperare e Di Lorenzo che ovviamente le deve giocare tutte, le solite cose a centrocampo, capire se Traoré è tornato, cioè è sparito di nuovo dopo qualche apparizione, non entra neanche più a gara in corso, idem Lindstrom, un altro fantasma, e capiamo Kvara, però gastroenterite è capace che risolve per la partita. Ovviamente l'immagine di Osi ci fa vedere l'entità, insomma, del problema alla mano che ha avuto, ma potrebbe tranquillamente farcela. Ngong che ritorna disponibile, si gioca il posto con Politano che c'ha il piede caldo in questo momento, quindi non lo so, ma il fatto di non avere le conferenze, perché capisco tu fai quella là post, ma in quella là post parli un pochino della partita, qualche giustificazione, qualche frase fatta e si va avanti, e siete anche molto brevi perché poca gente può fare le domande. Nella pre-partita, che lo so che diventa spesso banale, però lanciare qualche input all'allenatore e dire ma la vedi plausibile l'idea di lanciare giocatori che hanno giocato di meno e che potrebbero avere nuovi stimoli, molto più stimolati, magari loro lo sentono il pericolo perché vogliono far bene, vogliono farsi vedere addirittura del calciomercato? Questa domanda purtroppo non può mai arrivare se tu non gli fai fare la conferenza, quindi qua io continuo a insistere, sono un mulo, sono il ciucciariello del Napoli, è grave, è gravissimo ed è un danno che fai a te stesso, è un autogol. Non fare le conferenze non esiste proprio, e quindi c'è il riciclo dei nomi di calciomercato, e questo è quello che stiamo vedendo. Si parla adesso insistentemente di David, come si è parlato l'anno scorso, come si è parlato 2 anni fa, ovviamente lo conosciamo bene, non dobbiamo nemmeno fare un approfondimento. David è un calciatore, è un attaccante un po' più piccino di Osimhen, con sveltezza nel breve più che sul lungo, di grande tecnica rispetto ad Osimhen, molto più tecnico, che ha il senso del gol, segna i rigori, penso che ne segni parecchio, un bel attaccante, un buon attaccante. Non è Osimhen, però il Lille il fiuto sugli attaccanti ce l'ha, e quindi potrebbe essere un'idea senza dubbio. E poi c'è stato anche questo nome che è uscito in questi giorni, che anche questo nome si era fatto tempo fa, che è quello di Guido Rodriguez. Cagnaccio, tutte quelle frasi fa. Io non ho visto una partita di Guido Rodriguez, quindi non ve ne parlo, e non ve ne parlo adesso perché è un nome di aprile, e dato che si era già fatto il riciclo dei nomi che già si conoscono, secondo me serve solamente per riempire i Twix e riempire le pagine dei giornali. È troppo presto, e continuo, se non so l'allenatore, mi risulta anche difficile, insomma, che il Napoli stia già operando sul mercato, proprio per non fare l'errore di cui sopra, che prendi un Lindstrom che l'hai chiesto, non l'hai chiesto a Garcia, tanto Beluso era arrivato dopo Garcia, Nathan Garcia l'ha dovuto aspettare, insomma mi sembra semplice: prendi il direttore sportivo, e pare che il Napoli l'abbia fatto, poi che sia bravo o no lo dobbiamo vedere, però bene, prima il direttore sportivo, poi insieme al direttore sportivo scegli un allenatore che ti convinca, Gasperini, Pioli, Italiano, Palladini, tutto quello che volete voi, che ti convinca, e gli fai un contratto, gli proponi un progetto lungo, altrimenti se sempre questa scadenza 1+1 a favore mio,
secondo me convince poco. Invece ci credi, gli affidi la squadra e l'allenatore insieme al direttore sportivo, tu dai il budget, che c'è. Il budget c'è, con o senza la cessione di Osimhen a 130. Se anche Osimhen lo vendi a 60, a 70, a 40, hai fatto comunque tutta plusvalenza, hai le riserve. Molti di questi giocatori devi trovare come piazzarli e ci saranno le riserve per fare una squadra decente e lottare per arrivare a quel quarto posto utile. Poi possono essere 5 i posti, ogni volta che diciamo 5 possono esserne 6, perdiamo. Ogni volta che aggiungiamo un posto utile per andare in Champions noi perdiamo e non andiamo all'occasione. Quindi consideriamo che i posti sono 4 e saranno sempre 4 e il Napoli deve essere la quarta forza. Diciamo che l'Inter si conferma, diciamo che il Milan e la Juventus in qualche modo la svangano sempre, devi essere la quarta forza e non esiste proprio. Te la devi lottare con la Roma, che è la quinta forza per molti motivi. Poi ci sta la sorpresa che ogni tanto può essere la Fiorentina, quest'anno è stato il Bologna, la Lazio è una di quelle squadre che per esempio avendo situazione societaria simile a quella del Napoli te la devi lasciare alle spalle. Non posso accettare che Lotito faccia meglio di ADL e occhio sempre all'Atalanta perché è una di quelle squadre che ingarra la stagione e ti dà fastidio. Quindi non sono sorelle, non sono assolutamente sorelle, non lottano per il titolo queste qua, però ti danno fastidio per le avventure europee, le qualificazioni europee. I nomi, quindi secondo me, calma, ma dobbiamo individuare i ruoli, secondo me. Quindi noi ci togliamo Osimhen. Credo che Simeone, se tu vai a prendere un sostituto di Osimhen di grande livello, Simeone un'altra stagione senza giocare mai, ecco, se avessi preso Tudor forse Simeone dice io con Tudor ho performato, ma lo toglierei perché credo che voglia andare via lui, come voglia andare via lui anche Østigård, a meno che non arriva uno che fa la difesa a 3 e allora ti servono più difensori e puoi mantenere sia Nathan che Rrahmani che Østigård, Juan Jesus come ultima scelta e poi ne devi prendere altri 2, ma devono arrivare titolari. Questa coppia secondo me non si scoppia, quella di Politano e Ngong, perché Ngong l'hai appena preso e Politano lo hai appena rinnovato. Kvara non si deve toccare ancora e idem Lindstrom, perché o lo mandi in prestito, perché adesso sto sentendo Cajuste e Nathan in prestito al Verona, sarebbe veramente la dichiarazione di un mercato fallimentare, quindi non lo so, ma Lindstrom non deve fare la fine secondo me di Decatelare, deve arrivare un allenatore che capisce come sfruttarlo e lo sfrutta. Traoré non credo che verrà riscattato, come non verrà riscattato Dendoncker. Se non vendiamo Lobotka, ciao anche a Zielinski. Questa è la situazione. Mazzocchi è arrivato, non credo che verrà tolto, quindi il sostituto di Lorenzo non ce l'avrà. Rrahmani, Nathan, Juan Jesus stanno qua. Olivera, Mario Rui è difficile da togliere perché idem come Politano secondo me hanno poco mercato, quindi il Napoli, Meret Collini, ovviamente Meret ce lo abbiamo da piazzare e Collini lo devi ricomprare. Qua arriva Caprile, mettiamoci Contini perché se ne dice un gran bene come di Caprile. Insomma la situazione non è molto facile da sbolognare, serve un grandissimo centrocampista. Sudakov, escono le notizie, il Napoli poteva prenderlo a gennaio, ha offerto 40, se offriva 50 dice quello dello Shakhtar, dice l'avresti preso, adesso è difficile. Sudakov, serve un grandissimo centrocampista, una grandissima mezzala o comunque un centrocampista che fa gol. Io sto ragionando sul 4-3-3, ma idem se vuoi giocare con 2 mediani e uno che va ad aiutare la punta. Serve un centrocampista di grande qualità. Serve un difensore titolare. Adesso ritorna Kim, ma non gli puoi più dare i soldi che adesso prende là. Lo prendi in prestito, non funziona così il calciomercato nemmeno su Football Manager. Serve un difensore di grandissima qualità. Servono centrocampisti, serve uno che mette in panchina, fa sedere Anghissà e quindi si parla di Rodriguez, e serve uno di grandissima qualità che deve sostituire Zielinski. Noi abbiamo sempre avuto grandi centrocampisti là, non possiamo fare a meno di questo. Poi serve la punta. Insomma ragazzi, grandissime rivoluzioni. Uno se le auspica perché questi giocatori ci hanno anche molto deluso in questa stagione, ma non sarà facile proprio per i problemi dei contratti. E vediamo qui, questa è una pagina non aggiornatissima però, perché vedi, porta Alex Meret ancora con la scadenza quest'anno, ma sappiamo che è arrivata il rinnovo automatico. Rrahmani 2027 prende 2 milioni, è perfetto per il Napoli. Non credo
che il Napoli se ne liberi. Non credo. Ostica 2026 prende 1 milione, dice da Zorn, non lo so se prende effettivamente 1 milione o qualcosa di più. Se lui si impunta sarà facile per lui trovare una squadra che gli dà qualcosina in più. Juan Jesus deve rimanere come Chioccia, ma non ci devi puntare come titolare. Difficile, è arrivato il rinnovo per Mario Rui, difficile le richieste per Olivera, anche se è un nazionale, però ti vai a trovare un nuovo terzino sinistro, non facile. Nathan, contratto lungo, hai fatto un contratto abbastanza lungo anche a Mazzocchi. Occhio a Anghissà che secondo me, se vai in una società che martella e che lo mantiene a grandi livelli, anche se è un altro che noi accompagniamo, ce lo mettiamo in braccio, lo accompagniamo come abbiamo fatto con Fabian. Avete visto che partita che ha fatto Fabian? Quasi da seconda punta, ha giocato in un modo quasi Ancelotti, come lo sfruttava Ancelotti, molto più vicino alla porta. E il rischio che accompagniamo Anghissà in braccio, lo portiamo all'aeroporto e poi dopo comincia a overperformare come fece il primo anno è altissimo. Demme lo salutiamo, Zierischi, Traoré, li salutiamo tutti qua. 2,7 a Dendonk, che però mezza stagione, ma hai pagato 1,3 milioni, un fantasma con gli occhi chiusi, una cosa incredibile. Insomma, questa è la situazione e quindi prima del mercato, che adesso si fanno tutti i nomi, è importante quello del nome dell'allenatore. Prima, se non facciamo il nome dell'allenatore, se non stabiliamo chi sarà l'allenatore, è inutile secondo me fare nomi. Possiamo divertirci, metterli in campo, inventarci varie cose, però direi che è inutile perché gli stessi giocatori, lo abbiamo visto, con un manico diverso non performano alla stessa maniera, quindi è importante stabilire la guida tecnica. Poi anche allenatori bravi possono fallire e possono non fare la cosa. Noi però non dobbiamo essere troppo... Un allenatore perde una partita, scarso, non è buono. Un allenatore vince una partita, lui è il migliore, così. Vi chiederei un pochino di calma nei giudizi super trancianti mai il calcio è diventato così. Leao è il più scarso, non è il più scarso, è un grandissimo talento che ogni tanto ha degli atteggiamenti un pochino indolenti, ma non è scarso Leao, come non è diventato scarso Kvara, e come... Insomma, mi avete capito. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio, vi bacio. Sotto hashtag Ciro perché è arrivato il piccolino e si stanno divertendo a Posillipo. Un bacio. Lui secondo me dovrebbe fargli fare un poco di tiri a porta, perché come tira Ciro Mertens non tira nessuno.